Come stoppare la paura del dolore? Se soffri da sintomi persistenti o dolori persistenti da diverso tempo, sai che la paura di non guarire è lì, all'agguato. Nonostante hai visto diversi video sul mio canale o magari sei stato un mio paziente, può essere che dopo un po' di tempo i dolori sono scesi, i sintomi sono scesi e un giorno tutto risale. La paura quindi arriva fortissima, i sintomi quindi arrivano molto più forti della paura, perché sappiamo che la paura del dolore o la paura dei sintomi aumenta i sintomi stessi. Quindi come fare per stoppare quella paura o per stoppare quei sintomi, che è la stessa cosa. Ricordo che stoppare i sintomi senza stoppare la paura è impossibile. Ora tu mi dirai, Alessio, ma io non ho paura dei sintomi, voglio semplicemente che i sintomi vadano giù. Io non ho paura dei sintomi. In realtà ti sbagli. Tutti abbiamo paura dei sintomi. Magari la parola paura non è qualcosa che risuona con te. E se ti dicessi ansia, l'ansia di questi sintomi, potrebbe questo risuonarti di più. Quindi cosa fare per stopparla? Primo passo. Il primo passo è quello di avere i fatti. Quali sono i fatti che il tuo dolore o sintomo è di natura organica o di natura permanente? Permanente nel senso che hai una problematica strutturale che non andrà mai via. Nella maggior parte dei casi sappiamo in base a certi studi che più dell'80% dei dolori persistenti, sintomi persistenti, sono in realtà di natura mind-body, mente-corpo, generati dal cervello, generati e perpetuati dal cervello. Tu dirai, ti dirai, come faccio a saperlo? Ho messo nel link in descrizione degli assessment che io uso in ambito clinico, che se l'avessi avuto 5-6 anni fa, mi sarei risparmiato una marea di visite, una marea ehm, di soldi anche spesi, perché se avessi avuto queste valutazioni, avessi avuto un assessment così online da fare, avrei detto, ah, vuoi vedere che i miei dolori al collo in realtà non sono causati dai miei muscoli? Allora, vai in descrizione di questo video e troverai un link che si chiama valutazione FIT. Questa valutazione FIT, F-I-T, Functional Inconsistent Trigger, è stata ideata da Howard Schubiner, che è uno degli ex allievi di Dottor Sarno, che è una delle persone più esperte, penso al mondo, di dolori persistenti, cronici. Sintomi mind-body, come ne potremmo chiamare mente-corpo, psicosomatici, generati dal cervello, ma sappiamo che sono reali, non sono inventati. Quindi, quali sono i fatti che ti fanno dire che ti terrai questo problema per tutta la vita? Se sappiamo che in realtà è il cervello, è il sistema nervoso a generare questi tuoi sintomi. Probabilmente non lo sapevi o probabilmente lo sai, ma la paura continua. Quindi il primo passo è quello di fare la valutazione, ci sono 20 domande, 20 affermazioni, criteri che tu puoi da subito vedere e in base a questi criteri capisci se il tuo problema è molto probabilmente generato dal sistema nervoso centrale. E se lo è, sei fortunatissimo, perché sai che non sei in pericolo di vita, sai che è reversibile, perché il sistema nervoso centrale, il nostro cervello, è plastico. E in base a come pensiamo, in base a come agiamo, come reagiamo allo stress o ai pensieri, lui si modifica. Quindi il primo passo è quello dei fatti. Quali sono i fatti che io ho che questa cosa mi durerà per sempre?
E se lo sai già, sei già a un buon passo. Ti manca probabilmente solo la consapevolezza di dire, "Mm, sento questo dolore, sento questi sintomi, come reagisco? Quali sono i fatti?" Prima. Non hai fatti. I tuoi fatti sono quelli di dolori persistenti. Bene. Quindi a quel punto la paura arriva, automatica, giusto? La scusa può essere, ma io lo so che non è un problema reale nel corpo, reale tra virgolette, è che è nociplastico, ma il pensiero mi arriva in automatico, ok? Quello è il primo pensiero, quello è il primo secondo che hai questa ansia, questa frustrazione, questo ouch, no? Come se dovessi toccare la pentola bollente, sento quella scossa, no? Bene, come reagisco a quella scossa? Reagisco con ulteriore ansia, paura? Cosa vuol dire ansia e paura? L'ansia e paura è un'emozione, ma è un'emozione generata da un pensiero, da una storia che ci stiamo raccontando. Ma quella storia che ti stai raccontando è falsa, molto probabilmente è falsa, è una storia che ti stai raccontando tu, non è reale. Quindi stai prevedendo un qualcosa del futuro non reale. Oppure ti stai dicendo, ma non ce la farò più, non ce la farò, sono una persona che non determinata, ti racconti una marea di storie che non sono vere. Quindi la consapevolezza di queste storie è quello che ti tirerà fuori. Perché capirai che queste cose che ti stai dicendo sono fesserie, non sono reali. E capisco la difficoltà, non sto dicendo che tutto questo è facile, però gli step sono quelli. Quali sono i fatti che questo dolore non finirà più? Qual è la consapevolezza che ho in questo momento della mia storia? E poi reagire di conseguenza. Qual è il contrapposto di paura o di ansia? Il contrapposto di paura, il contrario di paura è coraggio. Quindi con coraggio vai avanti perché sai che la tua storia è falsa e che non è un problema quello che hai. Il tuo problema è solo quello di perpetuare questi pensieri. È una decisione che hai, quella di tenere i tuoi pensieri e di credere ai tuoi pensieri. Una delle ultime pazienti mi scrive e mi dice, è veramente difficile adesso, nonostante io sappia che non ho problemi nel mio corpo organici, perché l'assessment che abbiamo fatto, la valutazione iniziale che abbiamo fatto ci dice che il tuo sintomo è nociplastico e soprattutto all'inizio, prima di fare questa valutazione, hai avuto delle diagnosi negative di problematiche strutturali da un neurologo, ok? Per esempio, dal medico, dove non vengono trovate fratture, non vengono trovati infiammazioni o infezioni, tumori, ok? Non stai morendo, quindi sei fortunato, sei fortunato. Ora sta a te prendere questa decisione di non credere alla storia che ti stai raccontando. La consapevolezza è un passo essenziale. Come fai a essere consapevole dei tuoi pensieri? Ti ascolti. Quante storie ti stai raccontando che le cose non possono andare bene? Io lo noto anche per me, su di me, perché tengo un diario quasi settimanale, a volte giornaliero, dei miei pensieri. A volte vado indietro di mesi, se non anni, perché è digitale. Tra l'altro ve lo consiglio, si chiama penzu.com. Penzu con la z.com o .it. E lì puoi avere il tuo diario digitale, dove puoi capire un anno fa come pensavi e dirai, ma poco è cambiato. Le stesse paure che avevo un anno fa, ce le ho oggi magari. Ma cosa è cambiato tra quella paura che io pensavo fosse un qualcosa di urgente, devo risolvere questa cosa perché se no, tra virgolette, sono in pericolo. E quello si è risolto. Ma oggi ho paura di altre cose, molto simili,
E allora devo essere consapevole e dire, ma quello che mi sto raccontando è veramente reale o è finzione? E c'è una decisione che devi fare, di non credere ai tuoi pensieri. Prima ne devi essere però consapevole e dopo non li credi. E quando non hai creduto ai pensieri e prendi la decisione, nonostante ho paura, vado avanti. Nonostante ho paura di fare un viaggio per paura dei sintomi, lo faccio lo stesso. Perché quella è la decisione, quello è il coraggio che ho di andare avanti. È il coraggio. E devi creare nuove storie di te. E le puoi fare. Puoi crearti nuove storie di te. Cosa voglio dire? Che puoi visualizzare quello che sta per accadere in modo positivo, perché fino ad oggi hai creato una storia negativa, non solo di te, ma del futuro che hai. E se quelle visualizzazioni non riesci a farle, ti stai sbagliando. Ti stai sbagliando. Molte persone mi dicono, Alessio, non riesco a visualizzare. Per me è difficile visualizzare. In realtà sei un professionista della visualizzazione, perché le tue visualizzazioni sono costantemente, ogni giorno, di un scenario negativo. Pensaci, hai problemi al lavoro e penserai subito al capo che ti reagisce in quel modo, quindi la tua visualizzazione prevede quel rapporto, quel comportamento di quella persona. L'hai previsto prima che accada, quella è ansia. Hai previsto qualcosa di negativo che accada, quella è ansia. E ti dirai, è automatico, non riesco a cambiarlo. Ok, non riesci a cambiarlo. Rifai il passo. Quali sono i passi fondamentali? I passi fondamentali sono awareness, quindi consapevolezza, e cambio della storia. Non credi alla storia, ok? E più non credi alla storia, e più dici, ah ok, adesso posso visualizzare qualcosa di diverso, ma lo fai attivamente, con coraggio, o lo fai o lo credi, ok? E quel percorso neuronale tra ansia e sintomo verrà sovrascritto da quel coraggio, da quella visualizzazione, da quel sentimento di gratitudine che hai, perché quel futuro è il futuro ideale che vuoi. E sembra una cosa di fuffa, no? Che ti sto dicendo, una fuffa. Qualcosa di attiri le cose belle semplicemente pensandole. Ma in realtà, ragazzi, è proprio così, perché questa è neuroscienza. I percorsi di terapia oggi sono rivolti molto, molto verso la mente più che nel corpo. Perché la paura, l'ansia, la depressione possono essere sistemi creati da una dipendenza di quelle emozioni. Quindi il nostro percorso, i percorsi neuronali del nostro corpo sono stati accesi e spenti sempre allo stesso modo, secondo dopo secondo, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Tu puoi spegnere certi percorsi neuronali ed aprirne altri. Se ne apri altri, apri nuove strade, il pensiero agirà, andrà su quelle strade e più andrà su quelle strade e più diventerà forte. Quindi, qual è l'antidoto della paura? Il coraggio. Fai le cose nonostante hai paura. Non puoi aspettare che la paura vada giù per fare le cose nuove. So che molte persone sono arrivati a un gran punto qua. Molti pazienti arrivano al 70-80% della guarigione e poi si sentono in stallo. E cosa manca ancora? Manca ancora un pizzico di consapevolezza su quelle storie che ti stai creando, le storie future che ti stai creando oggi. C'è ancora qualcosa, bassa autostima, non gratitudine di quello che abbiamo, eh, ansia del futuro, oppure semplicemente che il tuo ambiente circostante, lavoro, famiglia, amici, relazioni, ti porta ancora verso quella negatività.
puoi cambiare il tuo environment se vuoi, ok? Non è necessario al 100% farlo sempre, però nota cos'è che ancora sta arrivando di negativo verso di te. E non è loro la colpa, è la tua, per come reagisci a questa cosa. Lo so che sembra tutto semplice dirlo, no? Ora, per me, io ho dovuto e continuo ancora a lavorare su me stesso, su quelle storie che mi creo giorno dopo giorno su un futuro che non mi dà da mangiare o non mi dà quella soddisfazione che voglio. E mi creo quelle storie e dico, ah, ma non funzionerà, ma forse mi sto inventando tutto io, ma a chi ti credi di essere, ma tu non sei capace, robe così. Quelle sono tutte storie false, perché il primo nemico sei tu. Non c'è nessun terapista che ti può portare fuori da questa storia. Ti possiamo guidare, ti posso guidare in base a quello che ho imparato oggi, in base alle decine e decine di persone che ho aiutato e anche quelle che non ho aiutato direttamente. Ti può forse dare una mano la testimonianza di Matteo, uno veramente delle storie più belle che ho sentito negli ultimi anni dai miei pazienti di dolori cronici veramente persistenti alla schiena da tantissimo tempo. Puoi sentirla su YouTube, basta che scrivi Veneziano Therapy o Alessio Veneziano, Matteo recensione, roba così, Matteo recensione mal di schiena, la trovi. Niente, questo volevo dirti. Guarda nel link in descrizione, guarda nel link in descrizione questi criteri FIT, FIT, F-I-T. Inizia dalla valutazione e poi da là puoi decidere come andare avanti con quegli step che ti ho dato. Riguardati questo video quando sei in un momento di crisi dove dici, cavolo, non so più cosa fare, non ce la faccio. In realtà c'hai molto da fare, c'è molto da fare. Inizia dai tuoi pensieri, inizia a creare nuove storie, puoi scrivere queste nuove storie di te per su carta, per come le vuoi, no? Non per come hai paura che succederanno o arriveranno. Va bene, ragazzi. Scrivetemi nei commenti se avete delle domande in particolare. Questo era un video, diciamo, di supporto ai messaggi che mi arrivano settimanalmente, a volte giornalmente, dipende dal periodo, di persone che comunque hanno capito il problema e non riescono però ancora ad andare avanti. Va bene, un abbraccio a tutti. Ciao, al prossimo video.